La termoablazione è indicata nei tumori che insorgono in organi parenchimatosi. Per organi parenchimatosi intendo il fegato, il polmone, il rene e anche il pancreas. Ovviamente le esperienze in tutti i centri del mondo sono estremamente differenti, perché la termoablazione è stata applicata estensivamente per il tumore primitivo del fegato, molto meno per gli altri tipi di tumore. Però le esperienze anche in altri centri per quanto riguarda la termoablazione dei tumori polmonari è in incremento, anche per quanto riguarda il trattamento dei tumori del pancreas. Ovviamente per il pancreas le esperienze sono ancora preliminari, cioè ci sono in letteratura trattati un numero di pazienti molto piccolo se li compariamo con quelli che sono stati trattati per il tumore del fegato.